Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa puntata di Panorama Sardo con l'evento di oggi, la presentazione del budget dell'assessorato al turismo per quel che riguarda gli avvenimenti agonistici, un modo come un altro per fare turismo al di là dell'estate. Assolutamente, un investimento in 3 anni di oltre 40 milioni di euro. Grazie agli eventi sportivi avremo una ricaduta economica che va da almeno da 7 a 10 volte superiore all'investimento. E poi c'è l'indotto immediato, ma c'è anche il ritorno in promozione, in visibilità della destinazione Sardegna, che ha un ritorno mediatico nel tempo, ma darà una grande visibilità di un'isola che vuol vivere tutto l'anno, non solo mare, oltre il mare. Ovviamente rafforzeremo quello che è il concetto della stagione estiva che ci dà l'80% dell'indotto dei flussi turistici, ma a noi non ci basta, noi vogliamo andare oltre, siamo pronti a offrire molto di più, gli eventi sportivi sono una grande opportunità, hanno dato già risultati economici a favore dei sardi, ora puntiamo anche sul turismo religioso, il turismo enogastronomico, il turismo archeologico e altre forme di offerta turistica. La Sardegna può farcela se crede, è un'isola che può vivere tutto l'anno, andare oltre il mare è un dovere dei sardi, ma anche una grande opportunità per far ritornare la gente in Sardegna e farla vivere tutto l'anno. Qual è il metodo di scelta per l'affidamento dei fondi per le attività agonistiche? Ma il metodo di scelta, io faccio delle proposte alla Giunta e al Presidente, ha fatto capire la bontà di fare un investimento, non una spesa, metterli in questi settori che non ci sono mai stati in questo assessorato. Io sono personalmente contento di aver fatto capire che è un investimento vero che sta avendo un ritorno economico per il beneficio e il bene di tutti. Quindi il buon senso ha prevalso, si stanno dando delle risorse che poi che siano eque, giuste o no, non spetta a me decidere. Io ciò che vorrei far capire ai sardi è che la bontà di quello che stiamo facendo è una ricchezza per il bene comune, questa è la cosa più importante. Forse la domanda era come si sceglie l'avvenimento e l'affidamento del... Poi i beneficiari degli eventi sportivi sono beneficiari quando partecipano a un bando, quindi c'è stato un bando triennale, hanno partecipato a questi, quindi lì ci sono stati circa 33-34 beneficiari, più altri 2 che abbiamo recuperato hanno fatto un ricorso, ma era giusto, era legittimo, il direttore generale e gli uffici hanno ritenuto giusto di inserirli. Altri eventi sono stati inseriti in finanziaria nell'Omnibus perché sono eventi internazionali a carattere internazionale, quindi il Consiglio regionale ha riconosciuto la bontà di queste richieste e di questo investimento e l'ha messo in legge regionale. Queste sono le procedure, altre non ne conosco e non ne so, ma tutti i 43 eventi presenti sono a procedura di bando o in finanziaria con legge regionale, voluta dal Consiglio regionale. A quanto ammontano le risorse e quanti gli eventi in totale? Gli eventi attualmente sono 43 nel cartellone, sparsi in tutta la Sardegna, il budget a disposizione per il momento sono oltre 40 milioni di euro, divisi in 3 anni, quindi 22 sono stati già fatti, 23 e 24. Noi deteniamo il maggior numero di eventi in Europa, perché nessuno può vantare una regione europea di avere 43 eventi a carattere internazionale, di cui sono molti, circa 20 sono mondiali, sono eventi mondiali. Non ultimo quello che inizia a giorni a Rio La Sardo, il campionato mondiale di motocross. Ecco, un'anticipazione sugli eventi di punta? Ma gli eventi di punta? Per me non esistono eventi
sport minori. Gli sport sono tutti all'altezza, ci sono eventi che sono a carattere campionati nazionali, poi ci sono quelli europei ma quelli mondiali, quindi sono tutti eventi di portata internazionale dove vengono campioni da tutto il mondo, oggi vengono per fare una competizione, domani tornano per godersi questa bellissima isola, questa bellissima regione che offre di tutto e di più tutto l'anno, quindi verranno con parenti, amici, l'ospitalità dei sardi è conosciuta e quindi il clima della Sardegna è conosciuto, è proprio per questo che oggi molte federazioni, molti soggetti che detengono l'unicità dell'evento vogliono venire qua a fare le competizioni, perché questa è un'isola che offre l'opportunità di fare sport tutto l'anno e non solo lo sport. Avete problemi per gli alloggi? Allora, questo investimento che abbiamo fatto sugli eventi sportivi ha posto anche due criticità, e questo lo dico e lo ripeto sempre. Uno è quello dei posti letto, che a volte non sono sufficienti, e l'altro la criticità degli impianti sportivi, che spesso non sono a norma, e poi dovremmo essere all'altezza di ospitare eventi mondiali. Non ci abbiamo mai creduto prima d'ora, probabilmente non si è mai creduto nello sport di questo livello. Ecco, l'impiantistica non è all'altezza della situazione di tutta la Sardegna, ma anche questo col mio collega di giunta, con tutta la giunta e il presidente, si sta facendo un ragionamento perché questo concetto è stato rafforzato anche dalle federazioni in più incontri. Quindi abbiamo una presa di coscienza che questo investimento ci dà una grande opportunità di crescita economica, dobbiamo crederci di più, ma per crederci bisogna investire anche di più. Ed eccoci al presidente regionale del CONI, sicuramente un impegno anche a livello di calendario con 43 eventi internazionali che gravitano in Sardegna nel corso del 2023. Sicuramente è un ben impegno dal punto di vista, delle manifestazioni, credo che sia una cosa molto bella, molto importante per la Sardegna, quindi ringrazio l'assessorato al turismo, ringrazio tutte le associazioni e federazioni che stanno organizzando questi eventi, perché non è un impegno da poco, è un impegno molto importante che dà visibilità alla Sardegna, che dà lustro allo sport sardo, perché tutte queste manifestazioni internazionali creano una grande visibilità, ma soprattutto creano un grande entusiasmo nel mondo sportivo, e questo per noi è una cosa importantissima. Cosa rappresenta per chi è al vertice dello sport regionale una regione che investe come amministrazione tanti euro nello sport, nelle attività agonistiche? È una cosa bellissima, perché ci permette obiettivamente di poter assistere a delle manifestazioni che forse senza l'impegno delle istituzioni noi non avremmo potuto ospitare, quindi questo dà grande visibilità, dà grande lustro all'isola, ma soprattutto crea entusiasmo nei giovani, perché hanno l'opportunità di vedere veramente tantissimi atleti di altissimo livello che possono sicuramente dargli quella spinta in più per poter diventare anche loro degli atleti di alto livello. Qual è il traino di un avvenimento sportivo? Quando si arriva in Sardegna arriva l'atleta, arriva il suo allenatore, ma anche altre persone. Ma certo, l'indotto è importantissimo, perché attraverso queste manifestazioni noi riusciamo a portare in Sardegna veramente tantissima gente, e facciamo conoscere la Sardegna, e quindi questo è importante dal punto di vista turistico, dal punto di vista sociale e soprattutto anche dal punto di vista sportivo. È stato un bel fine settimana, Presidente, per la Dinamo, che si conferma ai vertici della classifica, confrontandosi e vincendo con un avversario importante, il Cagliari, che addirittura vince per 4-0 in trasferta. Sì, è stato un bellissimo fine settimana, perché questi due risultati delle nostre squadre maggiori creano chiaramente interesse, e soprattutto sono risultati che permettono di poter sognare. Nello sport è importante poter ottenere dei buoni risultati per far crescere tutto il sistema. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che
che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. La ministra Bernini è intervenuta all'inaugurazione dell'anno accademico. Il tema delle interviste ovviamente riguarda il viaggio all'Ula e quindi si parlerà di radar telescopio. Il tema del momento, l'attualità. È sempre stata importante, devo dire che la ricerca in Italia e all'estero parla tanto italiano, non solamente nel settore delle terapie geniche, quelle a cui lei giustamente alludeva, che ci hanno aiutato durante la pandemia, o i farmaci RNA, ma anche nel settore dell'aerospazio, della meccanica, della mobilità sostenibile, dell'ingegneria. Abbiamo dei comparti di eccellenza che sono caratterizzati dalla presenza di italiani, ricercatori che lavorano in Italia, lavorano all'estero, vanno all'estero e tornano in Italia. Questo è il nostro impegno, farli tornare. Noi siamo qui da circa 4 mesi, abbiamo recuperato un progetto che aveva un po' subito il disagio della marginalità con il governo precedente, lo abbiamo recuperato nella maniera più efficace e veloce possibile. Tra l'altro abbiamo mobilitato la comunità scientifica italiana attraverso il premio Nobel, il professor Giorgio Parisi, che si è fatto capofila e presidente del comitato tecnico scientifico. Abbiamo mobilitato la comunità internazionale attraverso l'ambasciatore Secui. Direi che in 3 mesi abbiamo fatto un discreto lavoro, quindi andiamo avanti veloci perché ci crediamo moltissimo, crediamo che l'Ula sia destinata a essere un posto importante, crediamo che mettere un telescopio, il primo sotterraneo che capta in maniera innovativa e sensibilissima onde gravitazionali che possono fare andare avanti la ricerca della materia e dell'energia oscura e dello spazio profondo di 1000 anni, e non sto esagerando, 1000 anni rispetto a quello che riusciamo a captare adesso, sia importante per la Sardegna e per l'Italia. Noi avevamo stanziato prima del crollo 7,5 milioni di euro per il controllo. 4 giorni prima del crollo era stata affidata alla ditta il controllo di tutti i 330.000 metri quadri di patrimonio che abbiamo. E quindi poi ovviamente dopo abbiamo rafforzato. Adesso siamo in attesa perché abbiamo partecipato ai bandi ministeriali per il PNRR
e abbiamo chiesto al Ministero, e ringraziamo il Ministero che ha accolto la nostra proposta, di ritardare, perché avevamo l'edificio sequestrato e con l'edificio sequestrato avremmo perso la competizione per i bandi dell'edilizia. Invece in questo modo entriamo in quelli di aprile e quindi confidiamo. Poi chiederò alla Ministra, a livello anche personale, chiederò un intervento specifico proprio per quella situazione, ma anche proprio, ripeto, come simbolo, perché alcune cose hanno anche un valore simbolico importante. In ballo ci sono 8 milioni di euro, giusto? Più di 8 milioni di euro, perché tra alcune cose. Poi ci sta l'edilizia regionale che abbiamo visto in finanziaria, che non è destinata ancora e che può essere, parleremo insomma col Consiglio, con gli assessori, col Presidente, per cercare di capire se possiamo avere un aiuto specifico su quello. Per quanto riguarda invece l'aumento del numero chiuso di medicina, qual è il suo commento? Tenga presente che io avevo chiesto ai colleghi uno sforzo specifico, particolare. Siamo passati da 240 a 330, significa quasi il 40% in più in un anno. E la grande soddisfazione sta nel fatto che dopo appena 4 giorni che ho chiesto questo sforzo ai colleghi, è arrivata la lettera dal Ministero e dal Presidente della CRUI, che oggi è presente tra l'altro, dal Presidente della CRUI, che ci invitava a valutare, tutti gli atenei d'Italia, la possibilità di allargare. C'eravamo arrivati prima con le nostre forze, significa che la strada era quella giusta, cioè quella di fare uno sforzo perché il Paese lo chiede in questo momento. Poi però c'è la scuola di specializzazione, che il tappo alla fine è lì. Sì, infatti io credo che questa qua è un'azione che da sola l'università non riesce a fare. Ne abbiamo anche discusso con i vari assessori, anche con l'attuale assessore. È un problema importante, però è un problema di sistema, perché altrimenti non è sfornando più laureati e basta. Sono dottori di medicina, non medici. E invece il nostro sforzo, ecco perché abbiamo adesso, con questo aumento, noi avremo fra 6 anni immessi nelle scuole di specializzazione questi studenti, e quindi il lavoro da fare è proprio adesso per costruire il percorso fra 6 anni. Là saremo vincenti. Assessore, l'Università di Cagliari come declinazione più alta dell'istruzione in Sardegna, qual è la sua sensazione? Si va verso un modo di offrire formazione avanzata meditata sul territorio, meditata sulle istituzioni, o anche altre intuizioni? No, sicuramente c'è stata un'evoluzione in questi ultimi anni positiva, sia dal punto di vista dell'offerta formativa, ma anche del modo di fare l'università. È un'università attrattiva perché abbiamo non solo sardi ma anche italiani ed esteri, quindi evidentemente chi la governa con il nostro supporto, noi ripeto, stiamo sempre vicini in termini finanziari, in termini di diritto allo studio. Noi vogliamo sempre che quell'articolo 34 della Costituzione, per cui i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, devono raggiungere i gradi più alti dello studio, lo mettiamo in pratica. Quindi uniamo una facoltà inclusiva con un'offerta formativa fortemente diversificata per non farci mancare niente. Quindi devo dire che siamo al top. Onorevole, a Cagliari l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del capoluogo, come la vede da Roma e come la vorrebbe raccontare? Io sono qui per testimoniare il grande valore che l'Università di Cagliari, ma anche quella di Sassari, hanno per le nuove generazioni di questa terra. Essere isola non sempre è facile quando si è giovani. In questa terra ci sono istituzioni che spendono per formare i nostri ragazzi e troppo spesso, proprio alla fine del percorso universitario, noi perdiamo queste professionalità perché non siamo in grado di produrre opportunità. Io penso che la visita del Ministro, anche nella prospettiva di questo suo sopralluogo a Lula, possa dimostrare come anche in Sardegna le nuove generazioni possano affermarsi e possano valorizzare le proprie professionalità. Questo è l'impegno degli eletti sardi anche all'interno del Parlamento romano. Uno dei problemi delle università, ma diciamo di tutte le strutture pubbliche, è quello di un'edilizia che va rimessa
in maniera più ottimale per le esigenze degli studenti. Cagliari è stata tristemente protagonista l'ottobre scorso del crollo di un'aula che fino a poche ore prima ospitava centinaia di allievi. Sul problema dell'edilizia universitaria, in che modo intende e intendete, chiaramente sono condivisioni queste collegiali di governo, intervenire? Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiaramente affermato che puntare ed intervenire sul miglioramento dell'edilizia scolastica universitaria è un obiettivo di legislatura. Noi siamo entrati solo qualche mese fa, è stata fatta una finanziaria lo scorso dicembre che certamente ha dovuto tener conto della grave crisi internazionale, soprattutto in riferimento alla crisi energetica, ma già ci sono importanti risorse a favore dell'università, perché scuole e università sicure significa garantire accoglienza e sicurezza per tutti i giovani che frequentano i nostri studi nazionali. Una città che cresce ha sempre dietro una costola culturale, formativa avanzata, che porta e accomuna innovazione e anche un po' le cose migliori di una comunità. Com'è Cagliari e com'è la sua università e come la immagina il suo primo cittadino? Beh, la Cagliari di oggi non esisterebbe senza l'università, quindi l'università è uno degli elementi portanti della nostra comunità. Sotto questo punto di vista devo dire che come amministrazione siamo ben consapevoli, tant'è vero che abbiamo siglato già da diversi anni, da 2 anni fa, un protocollo d'intesa con l'Ateneo proprio per poter continuare a far crescere la città sfruttando le tante competenze che ci sono ovviamente in ambito accademico. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzo, è stato studente dell'Università di Cagliari. Quali sono i ricordi rapportati al 2023 nel mondo del digitale, nel mondo del web e quali vorrebbero essere gli auspici di quegli anni per questi anni? Beh, innanzitutto io ricordo con molto piacere gli anni universitari, non solo perché ero più giovane, ma anche perché oltre allo studio, come dire, sono stati anni di crescita umana, di contatto con tanti altri amici che ancora ovviamente sono amici e sono amici di una vita. L'università è stata importante ovviamente per la mia formazione, il trampolino di lancio poi per crescere nel mondo, prima nel mondo del lavoro, poi c'è stata l'avventura politica. In realtà la facevo già da quando ero ragazzino, anche se non avevo un ruolo istituzionale. Credo che senza quel percorso all'università non sarei l'uomo che sono oggi, quindi ringrazio i docenti che ho incontrato, anche quelli con cui magari ho litigato, perché comunque sono stati momenti di crescita per la mia formazione. L'inaugurazione dell'anno accademico per un Ateneo è sempre un momento che è un po' di sintesi e di confronto ed è anche un momento nel quale ci si chiede in che maniera le altre istituzioni vedano il lavoro dell'università, della formazione avanzata, della ricerca, dell'edilizia universitaria che necessita di un'attenzione nazionale. Lei come la vede? È un momento importante per tutta la comunità, non solo per l'università in sé per sé. Io credo che sia un passaggio fondamentale, il futuro non può esistere se non ci sono giovani leve e risorse nuove, effervescenti, valide, che siano pronte a sostenere la sfida, che certamente non è una sfida semplice. Con riferimento poi all'Università di Cagliari c'è tanto da fare sul piano dell'edilizia universitaria, i fatti anche di cronaca lo dimostrano, ma credo che la cosa più importante è che ci sia tanto fermento e tante giovani risorse di valore che ci fanno ben sperare per il futuro. Professor Mistretta, emerito di urbanistica, 19 anni alla guida dell'Ateneo di Cagliari, dal 91 a oggi a questa inaugurazione che sensazioni le emergono? Ma intanto è importante il contatto con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private del territorio, che una volta ogni tanto sono messe in gioco tutte insieme. E poi l'altro discorso che si cerca sempre di raccontare il meglio che si può raccontare dell'università italiana, anche se le difficoltà di gestione, le difficoltà di essere accreditati nell'opinione pubblica ci sono tutte. A uno studente lei cosa direbbe nel 2023? Di lavorare bene e soprattutto di guardarsi anche a fianco con qualcuno più bravo di lui, perché questa società
che è diventata una società di individui non aiuta certamente a produrre risorse e idee che possono essere applicate. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Un momento importante per la comunità di Magomadas. Stiamo restituendo un edificio che nacque come edificio scolastico, utilizzato dai bambini di allora, venne chiuso, cessò l'attività di scolastica nel 1997 e da allora divenne il centro di aggregazione sociale per eccellenza. Ospitava la biblioteca, ospitava la palestra, ospitava la ludoteca. Purtroppo nel 2015, il 21 di aprile 2015, ci fu questo brutto evento, questo crollo improvviso che scosse notevolmente tutta la comunità. Da allora, diciamo così, mancava in questa comunità il luogo in cui veniva svolta tutta l'attività sociale, le sedi delle associazioni, tutte le attività della biblioteca e anche tutte le attività legate alla ludoteca. Il nostro obiettivo, appena abbiamo visitato il centro sociale, sì ristrutturato ma ancora vuoto, quindi uno spazio dove si poteva immaginare, perché ancora non allestito nelle sue funzioni future, è stato proprio di pensarlo nella bellezza che avrebbe potuto acquistare nel momento in cui il nostro pensiero si fosse soffermato su cosa? Sulle fondamenta di uno spazio comunitario nel quale incontrarsi, nel quale fare attività sociali, nel quale costruire
attività laboratoriali, incontrarsi e immaginare un futuro insieme. Io vorrei che questo sforzo che abbiamo fatto di allestire degli spazi pensati soprattutto sull'importanza della memoria, l'importanza delle fondamenta con l'allestimento nella biblioteca e l'importanza di sognare, quindi avere sempre presente che i nostri sogni possono diventare realtà, c'è proprio una stanza dell'immaginario, che tutto questo sia semplicemente uno stimolo per chi vivrà questo luogo, quindi i magomadesi e le magomadesi, ma anche tutti gli ospiti. Uno sguardo all'insù è una frase che mi ha colpito del sindaco il primo giorno che ci siamo incontrati, perché mi spiegava questa paura della gente di qui per un lungo periodo di guardare in alto, e mi diceva questo sguardo all'insù spaesato, di paura. E noi lo abbiamo trasformato, cioè questo sguardo all'insù oggi non è più uno sguardo di paura, ma è uno sguardo verso il futuro. Sognando pace e maci, unesci, arrinesci, o modo nuri mari, e duvi ciotto dari, si vota e si vota, sospirando. Noi adesso ci siamo impegnati in questo mese inaugurale per dare degli stimoli, perché credo che una delle missioni di chi fa anche il mio lavoro, e poi io lo sento, ci credo, sia quello di stimolare, di creare bellezza e di trasferire un sentimento positivo, dove il tuo sguardo si stupisce alla potenza che ha l'arte, che ha la cultura. Dopodiché ognuno di noi ci deve costruire ciò che desidera ed è uno spazio libero, questo sarà uno spazio libero per tutti coloro che lo vorranno animare. A parte la giornata oggi di inaugurazione c'è una mostra molto importante sulla persistenza della memoria fatta con foto d'epoca ma rivisitate in un modo davvero affascinante. C'è un'installazione sonora che anima quella che sarà la biblioteca, che poggia sulle fondamenta, cioè finalmente su questi libri aperti che prendono voce. C'è il luogo dove le persone potranno immaginarsi, immaginare la propria casa, costruire la propria casa con dei mattoncini bianchi e quindi immaginare cosa vorrebbero nel loro futuro. E poi degli spazi aperti dove si potranno fare attività di laboratorio. Noi nel frattempo abbiamo una conferenza sulla Settimana Santa curata da Luciano Secchi, la presentazione del libro della Malvasia di Enzo Biondo, che è un grande enologo, e la Malvasia per Magomadas per questa zona della Planargia è anima di questi luoghi, e lì concluderemo anche con la donazione dei libri alla biblioteca di Magomadas, donazione che oltretutto sta già raccogliendo tantissime adesioni perché è un tema che si sente tanto. Questo spazio significa proprio un luogo di incontro in cui le persone liberamente, quando lo desiderano, si possono così incontrare. C'è il momento magari scandito dalla vita religiosa dove le persone nella domenica, nei giorni di festa si incontrano, però è bene che ci siano così anche dei luoghi al di là dell'aspetto religioso dove le persone si raccolgono per la preghiera, anche dei momenti in cui da vivere insieme in maniera semplice, in maniera fraterna, si possono scambiare idee di vario genere, stando così insieme, proprio in questa collaborazione, senza creare quella separazione che appunto non porta da nessuna parte, ma creando appunto quella unione che crea appunto veramente principi fondamentali del vivere insieme. Credo che l'ispirazione sia arrivata dai libri, da questi libri che il sindaco ha messo da parte dopo il crollo. Ciò per cui questa montagna di libri tutti impolverati, bruciacchiati,
La cosa più naturale, forse più semplice, era quella di aprirli, la prima cosa. Questo è uno spazio che poi ospiterà la futura biblioteca, ciò per cui abbiamo deciso di portare tutti i libri dentro, aprirli e dar vita alle parole all'interno dei libri. Infatti è un'installazione sonora dove insomma, il pubblico potrà entrare ed essere avvolto da questi racconti che fanno parte insomma, di ciò che c'era prima, anche all'interno di questo spazio, no? Di una biblioteca, di quello che deve essere una biblioteca poi alla fine. Ascoltare le storie, sentire l'odore dei libri. È stato bellissimo allestire questo spazio, sono sincera. Insieme ad Alberto Marci, che è l'altro artista che si è occupato di tutte le installazioni, ogni libro che si apriva la pagina e guardavi qual era la pagina che stavi aprendo. Dunque anche la scelta, sembra assurda, quasi una follia, però anche la scelta di che pagina aprire. Dunque leggevi 4 righe, poi arrivava un altro libro e leggevi 4 righe dell'altro libro, oppure vedevi una foto. Dunque dici bene, come i bambini. È stato un bel gioco, lungo, divertente, però sì, per noi è stato questo. Speriamo che anche la restituzione sia la stessa. È un'esposizione dedicata a una comunità intera vista da un punto di vista più ampio di quello che è considerato una comunità di solito, nel senso che il lavoro di Arc La Rue, del collettivo che si è occupato dell'allestimento e della produzione delle immagini, diciamo che lavora sull'immaginario che funziona nel prendere degli elementi da varie comunità e costruire una comunità unica che abbia un filo unico che non è necessariamente di nessun luogo, però al contempo è tutti i luoghi. Quindi è un po' un lavoro sulla mescolare dei simboli per creare una simbologia che è quella di una ipotetica Babele o di un'ipotetica, con i ragazzi con cui lavoro la chiamiamo la Valle del Ket, che è questa valle che tutti conosciamo, che è inventata o non è inventata, che diciamo riporta le esperienze di tutti all'esperienza del tutto. È una rimescolanza di simboli ed elementi che riportano a un immaginario che è nuovo, però in un certo caso è sempre esistito, cioè è nascosto. In realtà il lavoro, secondo me il lavoro che facciamo col collettivo è quello di riportare una cosa che è sotterrata a galla, ma prendendo dei piccoli elementi da una parte che è sotterrata là in fondo, un'altra che è sotterrata nel lato diametralmente opposto, per creare una visione centrale, diciamo, che riporti, diciamo non che dia ordine, ma che riconduca a qualcosa che comunque tutti abbiamo vissuto, che però non è necessariamente vissuta in quel modo, è molto vicino al sogno. Come gli Atlantide di Sardegna, via giganti si conquistadores, in Piazza Chiari sempre simile, i sono semi di La musica è primordiale, no? Siamo tutti nati e cresciuti con la musica, quindi anche in un'inaugurazione di uno spazio così importante, secondo me metterci anche la musica è molto importante, anche per far avvicinare i giovani a uno spazio del genere che secondo me è molto 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 importante, visto che la musica unisce e anche questo posto dovrebbe essere d'unione, d'ascolto, perché non portare anche la musica? Allora, la musica che ho scelto di fare nella mia vita è una musica che fa vibrare un po' tutti i cuori e le anime, nel senso che comunque, forse per via del basso, che ti dà quella cosa ipnotica, essendo anche un genere non molto recente comunque, penso che possa piacere a persone di tutte le età, sia ai ragazzini che si avvicinano agli ascolti più importanti di quello che ascoltano adesso, perché comunque la musica che ho scelto io è abbastanza importante come tematiche, e sia le persone un po' più
attempate, anche come me, nel senso che anche io non sono più ragazzino, mi piace ancora ascoltare, conosco tantissima gente, anche più grande di me, grandi appassionati di musica reggae, quindi sì, è una musica che unisce e abbraccia un po' tutti. 2016, Milano-Lecco, 2019, 8 aprile 2020. Noi possiamo correre o andare piano, scappare o tornare, fermarci e ripartire, ma il tempo è inclemente. Ora forse è il tempo della cura, dell'aver cura di noi, di dire noi per tenere insieme i vivi, tutti, quelli che hanno occhi, quelli che hanno ali, quelli con le radici e con le foglie, quelli dentro i mari, e poi tutta l'acqua, averla cara, e l'aria, e più di tutto lei, la feconda, la misteriosa terra. È lì che torneremo, ci impasteremo insieme a tutti quelli che sono stati prima. Terra saremo. E allora forse è il momento di volgere lo sguardo all'insù, lì dove con sapienza dialogano i cieli. Uno sguardo all'insù solo per guardare le stelle. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. 75 milioni per intervenire sulla messa in sicurezza della rete ferroviaria e la costituzione di una fondazione per rilanciare il Trenino Verde, con l'obiettivo di tutelare, valorizzare e promuovere a scopo turistico e culturale quello che è considerato un patrimonio della Sardegna. Queste due delle iniziative illustrate dall'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro in occasione della presentazione della nuova stagione del Trenino Verde, che prenderà avvio il prossimo 25 aprile. Sì, certamente oggi illustriamo una serie di interventi che sono rivolti al Trenino Verde, in particolare gli interventi sulla rete ferroviaria con le risorse che sono già state impegnate per circa 13 milioni e il grande stanziamento dello Stato che ammonta a oltre 60 milioni e crediamo che con questi interventi la messa in sicurezza della rete rappresenti la premessa per sviluppare nuove attività turistiche attraverso anche la costituzione di una fondazione che è in grado che possa restituire quel ruolo da protagonisti ai comuni, alle amministrazioni locali e alle nostre comunità. Antonio Moro la scorsa settimana è stato a Roma, al Ministero dei Trasporti, per parlare di continuità territoriali. Quali sono le novità? Il venerdì abbiamo segnato un punto importante per quanto riguarda il confronto tecnico con l'ENAC e quello scientifico con gli esperti dell'Università di Sassari. In tempi brevissimi metteremo in piedi una proposta, una prima proposta che porteremo al confronto con tutti, anche con coloro che hanno confuso il controcanto con la critica. Noi abbiamo aperto un confronto per quanto riguarda gli aspetti tecnici con l'ENAC e non credo che per gli aspetti tecnici ci sia un soggetto maggiormente qualificante, così come per quanto riguarda gli aspetti scientifici la presenza dell'Università di Sassari ha rappresentato un contributo importante nel delineare nuove forme di sostegno, per così dire, al trasporto aereo. Si è segnato un punto importante nell'incontro di Roma, non appena avremo una prima proposta la sottoporremo al confronto come sempre abbiamo fatto. Abbiamo lasciato l'assessore ed eccoci con il direttore generale di ALS, l'azienda regionale dei trasporti, che da una vita coccola il Trenino Verde. Come si presenta la stagione 2023? La stagione 2023 è una stagione, anche se non è proprio felicissimo dirlo, ma è una stagione interlocutora, ma è l'ultima stagione interlocutora, perché superata questa stagione 2023 con tutte le attività che sono già in corso di tipo infrastrutturale che riguardano quindi la linea, ma anche relativamente ai treni, quindi ai rotabili e anche al personale, è una stagione dove noi completeremo tutta una serie di interventi che negli anni si sono allungati e sarà possibile quindi per il 2024 avere finalmente la stagione piena che tutti quanti aspettano e che ci chiedono, e anche noi faremo di tutto per poterla garantire. Quali sono i numeri del Trenino Verde, che è un fiore all'occhiello del mercato delle vacanze regionali? I numeri degli ultimi anni sono dei numeri bassi, nel senso che comunque sia l'offerta è stata forzatamente ridotta per questioni legate all'infrastruttura ferroviaria, ma devo dire che d'altra parte la richiesta è sempre molto alta, perché tutti i nostri treni viaggiano sold out, nel senso che esiste una forte domanda, che naturalmente è una domanda a volte anche fatta da specialisti, fatta da appassionati di ferrovie, non solo turisti, e poi noi pensiamo che il Trenino Verde dovrebbe, e su questo stiamo lavorando con l'assessorato, impegnarsi in prospettiva più sulle stagioni diciamo primaverili, invernali, autunnali, piuttosto che sulla stagione estiva, perché la stagione estiva non ha gli stessi colori nell'interno. Il Trenino Verde è un attrattore turistico delle zone interne. Le zone interne durante l'estate non sono belle nel senso dal punto naturalistico come mare
maggio o come le fine. Quindi stiamo lavorando con l'assessorato per fare un'offerta integrata dal punto di vista dell'offerta estiva, ma anche rinforzata nei mesi, che poi tra l'altro è un obiettivo della Regione, i mesi cosiddetti di spalla, allungare la stagione. Ecco, questa è un po' la volontà. Approfittiamo dell'incontro con il direttore generale dell'azienda regionale dei trasporti per parlare anche dei vostri programmi del 2023 che prevedono completamento del rinnovamento dei mezzi da trasporto extraurbani e poi l'altro argomento molto importante, i 3.500 km di piste ciclabili. Partiamo dalle piste ciclabili, facciamo più rapidamente. Noi siamo stati incaricati, la Regione Sardegna siamo il soggetto attuatore degli interventi relativi alla realizzazione della rete ciclabile regionale. Le prime gare d'appalto sono in corso, altre verranno naturalmente bandite a breve. Si tratta di interventi complessi, ancorché dal punto di vista dell'osservatore esterno possono sembrare più semplici con le piste ciclabili. In realtà ci sono sempre problemi di natura strutturale, di natura ambientale, autorizzazioni, conferenze di servizi, insomma c'è una procedura che richiede del tempo, però riteniamo che sia stata avviata correttamente negli scorsi anni, adesso finalmente stiamo cominciando a raccogliere i risultati. Per quanto riguarda il rinnovo dei parchi, perché c'è il parco rotabile degli autobus ma anche dei treni e dei tram, per quanto riguarda gli autobus noi entro il 2023 avremo circa 500 e passa autobus nuovi su 800, il che significa un rinnovo veramente molto vasto che consentirà di garantire un'offerta di qualità superiore rispetto all'attuale, finalmente sostituire degli autobus che hanno più di 18 anni, addirittura anche 20 anni. Quindi questo riteniamo che sia un grande sforzo compiuto sia a livello nazionale che a livello locale e che consentirà di avere davvero una flotta tra le più moderne d'Italia e allo stesso tempo anche un'offerta per i nostri viaggiatori sardi adeguata alle attese. Anche sui treni abbiamo sostituito negli anni scorsi i treni delle reti di Sassari e di Nuoro. A giugno del 2023 entreranno in servizio i 7 nuovi treni della linea del Sud Sardegna, Manda, Sisili, che consentiranno, e questa è una questione che vale la pena sottolineare, consentiranno di smettere dal servizio del TPL i treni attuali, i cosiddetti littorine e altri, e utilizzarli, rivampizzati, così si dice in termini tecnici, utilizzarli esclusivamente per i servizi turistici, cioè per il treno verde, quindi garantendo un'offerta di rotabili adeguati alle linee turistiche e allo stesso tempo dotati di maggiori confort di quelli attuali. Ti ricordo domanda finale che riguarda Sardegna, il laboratorio nazionale del trasporto green, il collegamento tra Sassari e aeroporto di Alghero con il treno all'idrogeno, il primo treno all'idrogeno d'Italia. Si tratta dei primi treni all'idrogeno d'Italia per le ferrovie isolate, ci sono già dei treni delle ferrovie nord in Lombardia che stanno facendo le prime corse, ma naturalmente questa è una sfida, una scelta che la Regione Sardegna ha condiviso e che lo Stato italiano, il Ministro dei Trasporti ha fortemente voluto proprio per le ferrovie come le nostre che non sono elettrificate e la cui elettrificazione sarebbe antieconomica rispetto all'utilizzo. Il treno idrogeno consente non solo dal punto di vista infrastrutturale di avere delle economie, ma dal punto di vista ambientale, come diceva giustamente lei, consentirà di proporre la Sardegna come una regione green in prospettiva sotto tutti i punti di vista, compresi gli autobus elettrici che stiamo acquistando e anche autobus ad idrogeno, una grande sfida che credo che possa porre la Sardegna al centro dello sviluppo anche di una filiera di competenze, di conoscenze e di tecnologia che altre regioni ci invidiano. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirs.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Negli ultimi anni la domanda delle imprese di ottenere credito è cresciuta inesorabilmente, anche a causa delle difficoltà che spesso si incontrano nella riscossione dei pagamenti. E proprio per questo il factoring è diventato uno strumento indispensabile. In Sardegna, per avvalersi di questa attività di finanziamento a sostegno delle imprese, esiste da 40 anni la Sarda Factoring. Beh, è stata una intuizione geniale, perché è una società di factoring, è uno strumento finanziario più che altro che va a sostegno delle imprese, in particolar modo quelle sarde. Nasce 40 anni fa, da 20 anni comunque entra nel mercato del factoring con i suoi soci istituzionali, la Sfirs in rappresentanza della Regione e il sistema bancario attraverso il Banco di Sardegna e il gruppo BIPER. Che differenza c'è tra la banca che ti anticipa le fatture e il lavoro svolto da Sarda Factoring? Beh, questa è la domanda che solitamente si fa: perché mi devo rivolgere a una società di factoring e non andare in banca? Primo perché il factoring è riservato prevalentemente ed esclusivamente alle imprese, ha una capacità di finanziamento che arriva anche al 100% dei crediti che sono nelle mani delle imprese, mentre la banca solitamente arriva all'80%. Però sono due strumenti che utilizzano le imprese, non sono in concorrenza, sono complementari. Qual è il rapporto con l'amministrazione regionale? Beh, l'amministrazione regionale è presente attraverso la Sfirs, che è l'azionista di maggioranza relativa, che sostiene assieme al banco quella che è l'attività della società. Bisogna ricordare che la società ha molti soci privati, che sono alcune delle eccellenze in Sardegna. Abbiamo il gruppo ISA, abbiamo Cellino, abbiamo il gruppo Unione Sarda, abbiamo la Saras, insomma, e tante altre, che sostengono l'attività della società. Quali sono le banche socie? Le banche socie sono, come dicevo prima, il Banco di Sardegna, il gruppo BIPER e poi la finanziaria Sfirs. Questi sono i soci bancari e istituzionali. Le ragioni del successo di Sarda Factoring anche in campo nazionale? Sì, noi abbiamo diversi clienti a livello nazionale, però ci stiamo concentrando ultimamente esclusivamente e prevalentemente a supporto del sistema delle imprese sarde.
Ok, di cosa si parlerà oggi? Oggi si parlerà di che cos'è il factoring, che è uno strumento finanziario poco conosciuto, però è uno strumento snello, moderno, che può essere costruito tipo un abito sartoriale a misura su ogni impresa. Attraverso il factoring le imprese possono avere ulteriore supporto della liquidità. Permette l'anticipo delle fatture che di solito per prestazioni di servizi o per vendite di beni sono disciplinate da una dilazione di pagamento. Col factoring questa dilazione di pagamento viene annullata a tempo zero. Siamo diventati partner di Sarda Factoring nel 2019 anche con una sorta di stupore, perché eravamo comunque arrivati ad un'esposizione nei confronti degli istituti di credito classici e non ci permetteva un ulteriore sviluppo, un ulteriore investimento nei nostri processi produttivi. Attraverso l'anticipo, attraverso la forma di finanza ricevuta aderendo ad un factor, abbiamo accelerato il processo di crescita dell'azienda semplicemente continuando ad investire finanze che gli istituti canonici non erano più in grado di erogarci. Vite d'Essenza, un progetto che la famiglia Cella, la cantina Quarto Moro, porta avanti con grandi ambizioni ma soprattutto con grande successo. Partendo dalle memorie di vite, hanno presentato la longevità dei loro vini ma soprattutto la cultura del vino sardo, davanti a un pubblico di esperti che avrà il compito di divulgare questa filosofia. Il nostro intento oggi è parlare di longevità e capire se possiamo parlare di longevità dei nostri vini, dei vini Quarto Moro in particolare o dei vini sardi in generale, se vogliamo. Oggi assaggeremo per la prima volta con un gruppo di appassionati esperti come voi siete, assaggeremo per la prima volta delle annate storiche. Parliamo di Vermentino, parliamo di Bovale, ma parliamo anche di bollicine. Diciamo che oggi ci stiamo concentrando su quelli che sono i 3 progetti che più ci stanno a cuore. Quando l'azienda è nata noi ci siamo interessati alla rifermentazione di un vino bianco da vitigno tipico del nostro territorio e ci sta dando grandi soddisfazioni. Oggi assaggeremo lo spumante che abbiamo attualmente in commercio, quello con i 24 mesi di riposo sui lieviti, ma anche quello che ha oltre 66 mesi di riposo sui lieviti, quello che chiamiamo il Q66. E quindi non vediamo l'ora di farvelo sentire e avere le vostre riflessioni in merito. Poi annate storiche, capire che cosa possiamo aspettarci da un vermentino che riposa da oltre 10 anni nella bottiglia. Assaggeremo un vermentino 2012, un 2014, un 2016. Che cosa ci possiamo aspettare? Lo vedremo più tardi. E poi il nostro vitigno fondamentale su cui riflettere è il Bovale, perché noi ci troviamo nella zona del Terralbese, Alto Campidano, siamo a Marrubi, a piedi del Monte Arci, per vigna storica di Bovale che va per i 50 anni, è una vigna allevata ad alberello e da questo vigneto ci aspettiamo tanto. Tutte le annate che oggi assaggeremo a partire dalla 2012 sono frutto di vigne storiche del nostro territorio. Si parla sempre di vigne datate, allevate ad alberello, su terreni sabbiosi tipici del nostro territorio, spesso a piede franco, perché la vigna del 2012 era a piede franco, e quindi noi ci aspettiamo tanto da questo vino, sappiamo che ci può dare delle emozioni particolari e può far parlare il nostro territorio nel migliore dei modi. Indubbiamente questo noi speriamo che si possa dire anche oggi, lo possiamo considerare un territorio vocato per questo vitigno. Naturalmente attendiamo voi. La vita è la vita dedicata al mondo del vino è una vita che diventa anche associare e accumulare le vite vissute da mio nonno e da mio padre, che mi piace sempre ricordare. Tutte le persone, gli uomini e donne che mi hanno accompagnato in questa esperienza, 35 anni di lavoro vissuto in prima persona e il trasferimento, il travaso di tanti aneddoti di vita vissuta intorno al vino, tra la Toscana e la Sardegna.
Oggi è una giornata di Quarto Moro, che è un'azienda giovane ma che arriva con una storia da lontano di forti radici. Vero, siamo in un posto incantevole, soprattutto per quello che ha segnato una cultura anche nuragica, e ha lasciato un segno nel nostro vicino sito archeologico, ma allo stesso tempo tante esperienze vissute. Io ho la fortuna e la responsabilità di traghettare questa piccolissima realtà che vuole essere densa di contenuti e di valori che vorremmo travasare ai nostri ragazzi, che non sono solo i nostri figli, ma una comunità impostata sulla qualità del lavoro, passando attraverso le radici viticole e tutto il nostro lavoro della ricerca varietale, clonale, e perché no, anche delle tradizioni puramente vinicole, quindi la tecnica della vinificazione. Questa è una sfida che fa un grande enologo che ha dato tanto per la Sardegna, Piero Cella, che qui con la sua famiglia ha deciso appunto di sfidare cosa? Di sfidare cose belle, di sfidare i vitigni autoctoni, di sfidare le vecchie vigne, sfidarle al fine di proporre dei vini affascinanti, territoriali. Io dico sempre: cos'è il vino buono oggi? Il vino buono è quello che va oltre le qualità organolettiche e ci porta il fascino di quello che c'è nelle vigne veramente. Qui ci sono dei progetti di sperimentazione, ma fatti con consapevolezza, fatti con sapienza, e oggi noi andiamo a scoprire proprio quello. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa masterclass che ti vede protagonista? Sorprese, e vi dico perché. Il vermentino metodo classico, e questa è veramente una sfida, perché un'uva semi-aromatica che si va a rifermentare in bottiglia potrebbe dare veramente delle sorprese, e le sorprese arriveranno soprattutto di fronte a questi lunghissimi affinamenti, perché noi oggi assaggeremo veramente un qualcosa che è rimasto sui lieviti per tanto tempo. E poi il vermentino, un grande vino bianco sardo che però conosciamo ancora troppo poco nelle sue versioni più vecchie, con qualche anno in più sulle spalle. Andremo indietro veramente di tanti anni. E poi il Bovale, che sia uno dei grandi vitigni dell'isola ormai riconosciuto, però è da poco che lo stiamo sperimentando in purezza. Piero e Quarto Moro lo fanno, e anche qui andremo indietro nel tempo. Questo è il succo dei grandi vini. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E siamo anche questa settimana in chiusura di trasmissione, una puntata ricca di contenuti. Siamo stati da Magomadas a Sassari, abbiamo parlato di turismo in varie soluzioni, abbiamo visto la presentazione oggi degli avvenimenti sportivi previsti dall'assessorato al turismo, abbiamo visto la presentazione dei libri di Bruno Mura, meglio noto come il Califfo. E adesso continuiamo il nostro viaggio. Non vorrei dimenticarmi che abbiamo anche raccontato l'inaugurazione dell'anno universitario dell'Ateneo di Cagliari con l'arrivo del ministro, della ministra Berlini. Siamo in casa Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna e anche vicepresidente nazionale del sindacato dei balneari, perché sono tanti i temi di cui parlare. Partiamo dal primo. Avete incontrato nei giorni scorsi il prefetto di Cagliari portando avanti il vostro piano e il vostro programma che riguarda la movida cagliaritana, come tutelarsi dal disordine e dai problemi che può creare il grande affollamento nella notte. Quello della mala movida è diventato un problema importante, un problema di ordine pubblico, un problema di salute pubblica. Sia ben chiaro, le aziende che rappresentiamo non hanno niente a che fare con questo fenomeno, anzi sono tese a contrastarlo. La nostra organizzazione sostiene tutti gli interventi che siano tesi a contrastare il fenomeno, anche perché è evidente che il tipo di consumatore che interessa le aziende che rappresentiamo non siano le orde di ragazzini che comprano gli alcolici al supermarket per poi venire a sballarsi in centro città. Quindi la nostra organizzazione partecipa al comitato che è stato istituito dal prefetto di Cagliari ed è assolutamente solidale, con piena consapevolezza del problema, solidale con le associazioni che rappresentano e che contrastano e che sono in prima linea a contrastare questo tema. Quindi il nostro è un segnale chiaro, siamo schierati, non c'è alcun equivoco su cui far leva. E questo è un progetto che portate avanti da almeno 3 anni. Sì, perché la nostra FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che è l'organizzazione più importante all'interno della Confcommercio, che è a sua volta l'organizzazione più importante in Italia ed anche in Sardegna di rappresentanza delle attività produttive, ha messo in piedi numerose iniziative, tra cui vorrei ricordare Confcommercio, per esempio la giornata della legalità e tutte le attività tese al rispetto della legalità, dell'ordine pubblico
e della salute pubblica, ben coordinate dalla vicepresidente nazionale Patrizia Di Dio, e poi specificamente in FIPE le iniziative diciamo di carattere pedagogico relative alla grande attenzione evidentemente al consumo di stupefacenti e al bere responsabilmente. E a proposito di Federazione Pubblici Esercenti, ricordo che lunedì 3 aprile ci sarà il nuovo Talent organizzato a Cagliari, quest'anno alla MEM, è un talent dove le aziende incontrano le persone in cerca di lavoro. Sempre più grave il problema del matching tra le esigenze delle imprese e le disponibilità delle risorse umane, chiamiamole così, che siano disposte ad occuparsi. Questo è un problema oramai non più soltanto di carattere economico, è un grave problema sociale. Noi ce la stiamo mettendo tutta, evidentemente anche oramai superando i parametri contrattuali relativamente alle retribuzioni come aziende, e attraverso la nostra organizzazione cercando di appunto incentivare il matching, e quindi con pochissime risorse ma con grande efficacia stiamo per mandare in onda questa giornata di mercato del lavoro. E a proposito di lavoro, leggevo venerdì sulla Nuova Sardegna che accade che anche cinquantenni si propongano per il settore della balneazione. Sì, anche io stesso ho ricevuto tanti curricula di richieste di lavoro di ultra quarantenni e anche ultra cinquantenni. Ma chi sono? Beh, sono purtroppo persone che non trovano più occupazione in altri settori, che vengono ritenute, come dire, fuori età. Anche questo è un grave problema sociale. Talvolta sono anche, per esempio, piccoli imprenditori che hanno, ahimè, noi, fallito nelle loro attività imprenditoriali. E oggi è sempre più difficile rimanere sul mercato, anche perché l'inflazione, il costo che è aumentato in maniera vertiginosa dei mutui, sta creando grandi problemi. Sì, a mio avviso anche un'azione un po' costruita per spianare il campo a interessi di soggetti che sono molto più strutturati da un punto di vista finanziario. Sono azioni cicliche che favoriscono lo shopping, chiamiamolo così, lo shopping evidentemente di attività e di assetti importanti. Qua in Italia, ma in Sardegna in particolare, ne stiamo avendo esempi lampanti. 4.200.000 biglietti a disposizione per il turismo offerti dall'aeroporto di Cagliari, ed è ovviamente le compagnie aeree che volano sul capoluogo. Sì, come sempre Sogair, nonostante la gestione pubblica, anzi io ritengo grazie alla gestione pubblica, sta anche perché privato non è sempre bello, come amiamo sostenere noi di Confcommercio. Sogair sta facendo un ottimo lavoro, le previsioni su base nazionale ma anche su base regionale per la prossima stagione sono in sensibile incremento di presenze, e in questo Sogair sta facendo la sua parte. È anche per questo che Confcommercio ritiene che non sia assolutamente necessario procedere ad una privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari, ma soprattutto che non sia necessario procedervi con un sistema che non sia quello della pubblica evidenza e che sia quello della valorizzazione reale del patrimonio che è costituito dall'assetto aeroporto. Ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata, della trasmissione, e prima che partano i titoli di coda affrontiamo il tema.
dei balneari. Bruxelles invita il governo a procedere più velocemente. In Sardegna accade che manchino a livello di amministrazione regionale i numeri delle concessioni. Sì, il tema della mappatura cosiddetta è un tema importantissimo. D'altronde si era deciso con la legge 145, la cosiddetta legge Centinaio, si era deciso di prorogare i titoli di concessione proprio per arrivare ad un sistema di evidenze pubbliche che riconoscesse innanzitutto che cosa si dovesse e si debba porre ad evidenza pubblica. Questo è un percorso che è stato stroncato dal Consiglio di Stato con le sentenze cosiddette gemelle del 2021, del novembre 2021, sentenze che non la nostra organizzazione, ma il fior dei giuristi italiani hanno definito una delle pagine più tristi della storia della giurisprudenza amministrativa italiana, sentenze che hanno valicato i confini della giurisdizione demandata al Consiglio di Stato e hanno percorso dei sentieri che sono evidentemente di competenza esclusiva della politica e dell'amministrazione della cosa pubblica. Purtroppo però né il governo né i due rami del Parlamento hanno ritenuto di dover agire contro queste sentenze nella parte proprio relativa all'eccesso di giurisprudenza. E quindi ci troviamo in questa situazione in cui entro il 2024 per il 2025, in realtà la legge sostiene 2023, ma entro il 2023 non ci saranno regole chiare per procedere ai bandi, quindi sicuramente si arriverà al 2024, quindi entro il 2024 per il 2025 sembra sia ineludibile l'arrivo delle pubbliche evidenze. La nostra organizzazione non è anti-europeista, si è sempre comportata con grande senso delle istituzioni e con senso di responsabilità, per cui è evidente che sarà necessario arrivare a scrivere dei decreti che siano decreti seri, che portino il settore ad una vera e strutturale riforma e che sia per le imprese che rappresentiamo fondamentale strutturarsi e prepararsi alla rivoluzione in atto. Fra 11 mesi si va al voto per le regionali. Corre voce che lei sarà candidato? No, assolutamente non c'è alcuna ipotesi in campo in questo momento. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR. Una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.